Montecchio Maggiore. È ancora inibito l'uso del ristorante al piano terra di questo stabile di Viale Trieste, che nella notte era stato evacuato a causa di un incendio scoppiato nell'appartamento al primo piano di 3. Nessuna persona è rimasta ferita, ma tanta la paura dei condomini dei 12 appartamenti costretti a fuggire dalla propria casa intorno a mezzanotte. Le cause dell'innesco sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che in forze sono immediatamente intervenuti con squadre da Arzignano e Vicenza. Complessivamente 12 pompieri arrivati con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala che hanno scongiurato che le fiamme investissero tutto il palazzo, riuscendo a circoscrivere e a contenere l'incendio all'interno dell'appartamento, che è stato completamente distrutto e dove è stato intaccato anche il laterizio del soffitto. Bruciato anche un divano che si trovava all'esterno del condominio. Complessivamente le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio sono state completate dopo le 3. Durante l'ispezione i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche 16 bombole di GPL non collegate a nessuna utenza, materiale che oggi è stato portato all'esterno e che questa mattina è stato avviato ad un centro autorizzato dalla polizia locale per essere smaltito.